della settimana passata in cui anticipava, diciamo, l'arrivo del camel di questi giorni, perché come avrei ampiamente verificato da giovedì, come si era detto, arriva effettivamente la prima ondata di caldo di stampo subtropicale africana portata dal camel, purtroppo si è fatto vedere anche a massa presto stanno, e comunque come aveva detto la settimana passata, dopo questo primo camel che era un altro grosso punto di domanda, come era successo la settimana prima, in cui pareva che potesse muoversi un pochettino qualcosa, che l'inverno non fosse mia finito, bla bla bla, anche perché non è mai cominciato. Spero che su questo almeno i freddofili mi daga ragione, dopo sui caldofili non pretendo che me ne daga, però comunque vabbè. Dopo questo inverno anonimo, diciamo, che sta passando, che era la possibilità magari che qualcosa cambiasse. Tanto più che verso il 15 di febbraio alcuni siti, tra cui anche la Repubblica, la scriveva Meteo, in arrivo il gemello di Burian 8, ma prima ci sarà un anticipo di primavera. L'anticipo di primavera che la venga a vuo, adesso arriverà il gemello del Burian, no? A parte il fatto che già leggendo questo titolo qua può da ricapire da quale sito meteo attendibile Iacciapà la notizia. E allora aspetta, ho detto, aspetta che vuoi vedere se per caso da qualche altra parte che è scritto di questo fantomatico arrivo del gemello del Burian. E ovviamente sul solito sito, che ovviamente non nomino, ma comunque vedrei le schermate e passarve nel video, trovo il primo articolo che dice del 17 di febbraio, quindi di ieri, sì, di ieri, arriva il Burian, facciamo chiarezza, ecco svelato quando e dove colpirà. E con una bella immagine di tutto sto bel Burian che arriva qua freddo. E dopo oggi, ovviamente, altra immagine in cui praticamente non è più solo il Burian che arriva, ma che anche più dettagli, ci colpirà il 22 di febbraio, quindi manca 4 giorni, cavolo, te vedrai che ritorna l'inverno. E però che nei giorni scorsi aveva cominciato a dare noccia a quel che sarebbe potuto succedere, leggendo queste cose qua resto un pochettino allibito, dico o che sono diventato rimbambito, che non le mi ha detto che non sia così, era perché può anche essere, oppure qualcosa che non quadra. Vo a torme i classici spaghetti ormai conosci, e vedo che sì, dopo il camel di questi giorni qua, che è dopodomani, che è un pel decalo delle temperature, se arriverà a 1500 metri a 0 gradi a 1500 metri, lasciamo perdere le temperature sotto zero o prossime allo zero di questi giorni in pianura, perché quelli ve l'avevo spiegata l'altra volta. In condizioni di anticiclone molto forte l'inversione termica è abbastanza marcata, e quindi mentre in pianura fa freddo al mattino, in montagna se mosso a zero, comunque come diceva probabilmente mercoledì lo 0 gradi si abbasserà quasi a 1500 metri e in pianura potrebbe comunque far sempre freschetto. Un gran passo avanti, ma dopo vale sotto, ma da quel che vedo sui spaghi, e potete vederli adesso in immagine nel video, attorno al 22, quando in teoria doveva essere che sto arrivo di sto Burian che Navaria riportare in inverno, mi vedo, almeno per la nostra zona, perché mi non voglio guardare dalle altre parti, almeno per la nostra zona vedo un più 10 gradi rispetto alla media. Più 10 gradi significa che a 1500 metri che sarà 10 gradi, 10-11 gradi. La settimana passata, cioè, fino a 2 giorni fa, che ne era 8-9, vuol dire che la sarà ancora più forte la possibile alta pressione che arriverà.
Allora, sono a vedermi un attimino le carte e bottiglie, quelle che vedi adesso sul video. Cosa si vede? L'ho un po' fumettata, diciamo, la situazione stavolta, perché tirar fuori sempre solo il cammello e solo un musso, ormai magari vi si stufè, quindi l'ho un pochettino fumettata e vedi praticamente i due antagonisti che si darà battaglia nei prossimi giorni, nel fine settimana. Vedi tranquillamente verso l'Oceano Atlantico il famoso, ormai l'avevi imparato a conoscerlo, musso canadese, che è talmente forte che si sente come He-Man, il dominatore dell'universo, ma in questo caso qua è il musso, è il dominatore dell'Atlantico. Solo che sbaglia mira, cioè invece di venire verso est, scusate, e si infila verso l'Africa. E l'Africa ovviamente sa che è nell'Africa che è il cammello, che quando si vede attaccare, come vi ho spiegato l'altra volta, sa farlo, ciappa sul fila via. Ma stavolta il fila via abbastanza violentemente, tanto più che lo chiama il super camel. Ecco, Ciappemola era con un dovere di cazzata, se mi permetti, cioè sì, super camel, perché comunque a febbraio vedere onde e gradi, magari come può dare essere, a 1500 gradi è sicuramente qualcosa fuori dal normale. Però sta di fatto che è probabile che nel prossimo fine settimana ci sia un'ulteriore ondata di caldo di stampo subtropicale, quindi il classico camel, molto forte, che potrebbe durare non si sa quanto, perché ovviamente le cose le si fa per gradi, non si dice mia sa cosa succederà la prossima settimana perché tu l'aria per il sedere, però sta di fatto che comunque che sarà una bella botta di caldo, soprattutto in montagna. Perché soprattutto in montagna? Perché in pianura non si può mica sapere, nel senso che magari che sarà la nebbia, come potrebbe succedere tra domani e dopodomani, che arriverà la nebbia e quindi temperature basse in pianura, magari anche durante il giorno e più calde in montagna. Stessa roba nel fine settimana, potrei fare nebbion da fuoco in pianura, non sto dicendo che le faccia, ma potrei fare nebbion da fuoco in pianura, mentre in montagna a 2000 metri 12 gradi. Roba da mettersi le mani nei cavei, anzi io ho anche talmente lunghi che ormai posso anche cavarmeli. Quindi oh, buttei, non mi resta che dirvi che no, purtroppo anche stavolta il famoso sito spazzatura non cambiando in A, ne tocca assorbirne probabilmente un altro camel però più forte dal fine settimana. Ovviamente tegni controlla quotidianamente gli aggiornamenti e non mi resta che salutarvi. Ciao ciao!